Marca Trevigiana, terra di prosecco, radico rosso e asparagi. E con Cimadolmo si apre questa settimana la stagione 2018 della verdura veneta più venduta al mondo. Già perché nel rapporto terreno e resa produttiva l'asparago è secondo solo al prosecco come prodotto richiesto all'estero. I dati arrivano dalla regione. Sono circa 1500 ettari e facciamo una produzione intorno alle 10.000 tonnellate annue, quindi con anche forza crescita su molte province. Un'annata che si presenta in ritardo per la raccolta degli asparagi. Freddo e maltempo hanno penalizzato i precoci, mantenendo al momento prezzi intorno ai 14-18 euro al chilo, con grande soddisfazione per i produttori, molti dei quali da tempo combattuti se continuare con cumuli, teloni e pacciamature o convertirsi al prosecco. Per questo la regione sostiene la coltivazione del turione ambito dal turismo enogastronomico, che qui si coniuga con un vero e proprio circuito territoriale che culmina con la mostra del primo asparago certificato dall'Unione Europea. 11 comuni, 36 produttori, 43esima edizione, numeri da giocarsi all'otto perché è un bel risultato. Sicuramente sì, diciamo che il bel risultato è che questi numeri fanno sì che anche nel 2018 questa manifestazione, questo circuito diventi il più importante a livello nazionale. Testimonia di quest'anno un volto della gastronomia del nord-est, Fabrizio Nonis. Metà veneto, metà friulano, per lui inevitabile la domanda su un'altra nostra eccellenza dall'origine contesa, il tiramisù. Da che parte sta per il tiramisù? Apprezzo tutti e due i tipi di tiramisù, quindi li mangio volentieri, voi fateli mangiare, io li mangio sempre.